Benvenuti sul canale dell'azienda agricola Venciu. Oggi andiamo a fare un lavoro un po' particolare, è un po' più di bassa monovalenza. Dobbiamo andare a recuperare in un vigneto le viti morte che abbiamo accumulato negli anni e abbiamo deciso quest'anno di fare un po' di pulizia e quindi di portarle a casa. Per far questo dobbiamo usare un trattore a cui applichiamo un rimorchio. Prima di tutto dobbiamo andare a fargli il gasolio e poi andiamo ad attaccare la carretta. In pratica faremo così: raccoglieremo la legna, la butteremo sulla carretta e poi ce la portiamo a casa e la svuoteremo in un posto dove abbiamo la legnaia. Ecco, adesso siamo quasi arrivati, ultime curve e andiamo a recuperare la legna che dobbiamo portare a casa. Ecco, qua è il campo, il vigneto più in pianura che abbiamo, più o meno a un quarto d'ora dalla nostra azienda ed effettivamente cambia un po' il microclima, perché lassù in collina eravamo senza nebbia e fatte 2 o 3 curve, fatte un po' di discese, abbiamo beccato appunto sempre più foschia e qua effettivamente c'è abbastanza nebbia. Questo per dire che effettivamente il microclima va un po' a variare quelle che sono appunto poi le cose che ci sono da fare in vigna e le scelte agronomiche che bisogna andare a fare, insomma. Quindi bisogna conoscere bene le caratteristiche dei vari vigneti, delle zone in cui sono, in modo tale poi da fare un'uva più equilibrata possibile alla fine della vendemmia, insomma. Ecco, questa è la catasta di legna che abbiamo fatto negli ultimi 4-5 anni e quest'anno abbiamo deciso di venire a recuperare, perché sennò è un po' di intralcio e quindi dobbiamo un po' fare pulizia. Qua abbiamo tutte vigne che sono state tagliate o sono appunto seccate negli ultimi anni. Abbiamo vigne un po' più che sicuramente sono state tagliate 4-5 anni fa, questa invece è un po' più recente, per cui è un po' un mix. Le portiamo a casa, poi le sezioneremo, le metteremo via, che appunto le usiamo per riscaldarci. In più dobbiamo finire di recuperare un po' di legna che invece abbiamo tagliato quest'anno e verrà giù il papà con il trattore e il muletto e le butteremo su e poi le butteremo direttamente nella carretta quelle. Per fare il trasporto oggi della legna abbiamo attaccato il 140, il Lamborghini, che è il più grande che abbiamo in azienda, per 2 motivi: un po' anche per il tragitto, che è abbastanza lungo da fare, quindi con questo andiamo via belli sereni in disinvoltura, e soprattutto perché poi al ritorno ci troviamo le salite, perché qua appunto siamo nella parte più piana che abbiamo in azienda. Invece appunto per tornare indietro dobbiamo fare delle belle salite con il rimorchio pieno, non ci sono grandi carichi, però sicuramente è un trattore abbastanza robusto, riusciamo a
ad affrontarle. Chiaramente questo non è un trattore da usare in vigna, è un trattore che usiamo appunto per i trasporti dell'uva. In tempo di vendemmia le attacchiamo una vasca d'acciaio, mentre poi in inverno lo usiamo per la preparazione diciamo, dei letti di semina, quindi per l'orzo e frumento, quindi i cereali invernini. E in questo caso invece appunto lo usiamo con una carretta che si può ribaltare su più lati, e quindi poi andremo a scaricare agilmente la legna che abbiamo buttato su. Adesso tiriamo giù la sponda dietro della carretta, così abbiamo un piano un po' più basso da caricare la legna, e poi iniziamo a caricare questa qua a mano sulla carretta. Ecco, nel frattempo è venuto fuori il sole e adesso ci interrompiamo di caricare questo mucchio qua di legna, e dato che è arrivato il papà col trattore al muletto, gli andiamo dietro e andiamo a buttare dentro al muletto quelle che sono le varie cataste che abbiamo fatto quest'anno delle vigne morte. Magari Ecco, allora abbiamo finito di caricare la legna e adesso non ci resta che portarla a casa e poi scaricarla. Ecco, allora abbiamo 35 quintali più o meno rotti.
Dai, retromarcia fatta, adesso abbiamo messo la carretta in posizione e sganciamo le sponde. Adesso attraverso il sistema idraulico si alza il pistone della carretta, comandato chiaramente dal trattore, e si ribalterà la carretta in modo tale che il piano venga inclinato e scende la legna. Ecco, allora abbiamo diciamo ampliato quella che è la nostra legnaia. Questa montagna di legna è frutto di anni, nel senso che ci sono anche viti che siamo andati a estirpare per fare rinnovi di vigneti negli anni scorsi, e adesso il prossimo lavoro sarà quello di andare a ridurre questi tronchi di legna e in modo tale da avere dopo dei pezzi più piccoli per scaldarci durante l'inverno. E niente, allora grazie di essere stati con noi e al prossimo video.